Quando il governo Monti-Fornero con una leggina sottrae 80 miliardi di euro dal sistema previdenziale, altro che bancomat, quello è proprio il prelievo di una banca grossa. Quando vediamo come vengono tutelate il potere d'acquisto delle pensioni, vediamo che il governo, pur di fare cassa, penalizza ancora le pensioni. Un attacco alle pensioni per fare cassa, così come fecero Monti e la Fornero 4 anni fa. Non usano giri di parole i sindacalisti della UIL pensionati nel commentare la riforma previdenziale a cui sta lavorando il governo Renzi, al centro di un convegno che si è tenuto nell'aula Aldo Moro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari. La situazione è decisamente peggiorata perché il governo dimostra di non avere una linea di politica economica e di equità sociale all'altezza dei problemi che ha il nostro Paese. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, noi continuiamo ad andare indietro, il Paese è più povero, come dice l'Istat, i poveri sono cresciuti, il ceto medio in Italia è sparito, non c'è più. Quindi questi sono i risultati che le persone che hanno un minimo di capacità di valutazione debbono vedere e giudicare. Un'analisi condivisa anche dagli economisti che sottolineano come il vero problema sia da ricercare in un nuovo rapporto tra mondo del lavoro e mondo pensionistico. Sostanzialmente bisogna andare avanti, vedere quel che è rimasto di grano rispetto all'olio, cioè alla gramigna della riforma Fornero, cercare di rendere sempre più flessibile il rapporto lavoro-pensione, mercato attivo del lavoro, mercato relativo del lavoro, per esempio part-time, utilizzo degli anziani, parlo per prodomomea. Cioè, mi sembra che il concetto di rottamazione per antonomasia sia una negazione culturale. Si tratta di utilizzare socialmente tutti fino all'ultimo momento. La battuta su Rita Levi Montalcini è troppo ovvia, ma non è soltanto un recupero, è un intreccio di valori che potrà finalmente mettere fine a una cosa drammatica e odiosa, la lotta generazionale, che non è certo un fenomeno che collabori alla società sana, moderna e soprattutto dialogica, dialettica, ma non di contrasti.